Buongiorno, ben ritrovati in un appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Attesa a breve, forse già in giornata, la decisione del Comitato Tecnico Scientifico sull'utilizzo della mascherina all'aperto. Simbolo della pandemia, questo dispositivo di protezione potrebbe non essere più obbligatorio già a fine mese, ma mantenendo comunque alcune precauzioni. Il CTS si riunirà oggi alle 18:30, l'eliminazione dell'obbligo dovrebbe scattare dal 28 giugno, quindi niente mascherina all'aperto a patto che non ci siano assembramenti. A preoccupare la circolazione della variante Delta, che ha riportato alla memoria l'incubo della scorsa estate quando ci fu un picco di contagi. Oggi arrivano anche in Italia nuovi test per identificare la variante Delta ed entra in vigore la quarantena di 5 giorni per chi arriva dal Regno Unito. Sempre oggi, ad eccezione della Valle d'Aosta, tutta l'Italia è in zona bianca. C'è ancora un settore che attende la data della ripartenza, quello delle discoteche e delle sale da ballo. Ci sono posizioni diverse all'interno del governo, tra chi vorrebbe far ripartire il comparto il 1° luglio e chi invece invita alla prudenza. In considerazione della variante Delta, una decisione dovrebbe essere presa in settimana. Siamo alla cronaca, incidente stradale questa mattina intorno alle 9:45 a San Giorgio di Nogaro in un incrocio della zona industriale a Ussacorno. A rimanere coinvolto in uno scontro avvenuto vicino allo stabilimento della Birra Castello un camion e una vettura finita incastrata sotto il rimorchio del mezzo pesante. Dopo l'allarme la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero sanitario e un'ambulanza. L'uomo alla guida della vettura, liberato dai pompieri, è rimasto ferito ed è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Una persona è rimasta ferita a seguito di un incidente stradale che si è verificato intorno alle 22:30 di ieri lungo l'ex provinciale 49 nel territorio del comune di Osoppo, all'altezza del casello dell'autostrada A23. Per causa in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale intervenuti per rilievi e viabilità si sono scontrate 2 vetture. La persona ferita è stata trasportata all'ospedale con l'ambulanza. Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco, volontari di staccamento di San Daniele del Friuli. La Confindustria di Veneto e Friuli Venezia Giulia avviano un cantiere di lavoro per la loro aggregazione. L'annuncio ufficiale avverrà dopodomani a Mestre da parte dei presidenti Enrico Carraro e Giuseppe Bono. L'area vasta del nord-est, afferma una nota congiunta, è un territorio particolarmente omogeneo all'interno del quale attuare la sperimentazione di forme sovraterritoriali del sistema della rappresentanza per la definizione di linee di condotta comuni e lo scambio di eccellenze e linee di indirizzo condivise sulle politiche industriali. L'obiettivo è quello di superare i confini amministrativi regionali per connettere in modo più efficiente le realtà produttive che già adesso operano con filiere interdipendenti e integrate. Sacile farà di nuovo parte di un progetto internazionale contro la dispersione scolastica, già sperimentato nel triennio 2015-2018 e ora ulteriormente allargato grazie a fondi europei, coinvolti anche studenti e insegnanti spagnoli, francesi e croati con incontri e scambi culturali. L'obiettivo è quello di ridurre il più possibile l'abbandono scolastico attraverso una metodologia innovativa di mediazione per la risoluzione dei conflitti relazionali, come il bullismo, ma non solo. Il tutto grazie a un progetto internazionale, Ad Transmedes, che replica e va oltre il precedente progetto, nato nel triennio 2015-2018 tra Sacile e Villarreal in Spagna. Gli iniziali 6 partner sono ora diventati 12, con il coinvolgimento di Sabaudia, l'Areolo in Francia e Novigrad Cittànova in Croazia. Per Sacile è coinvolta la scuola media Balliana Nievo. Una progettualità che ha visto a suo tempo dei risultati molto importanti che hanno consentito attraverso degli strumenti innovativi di dare in mano ai ragazzi l'istrumentazione, la possibilità di superare le difficoltà che normalmente si creano all'interno delle relazioni nel gruppo classe. Con questa nuova progettualità finanziata nuovamente dalla Comunità Europea si allarga ancora di più la proiezione e la prospettiva. Il nuovo progetto prevede una disseminazione di contenuti didattici sulla mediazione che saranno resi adatti ad una più ampia tipologia di scuole, dalle primarie alle superiori. Durante i prossimi mesi del progetto non mancheranno anche occasioni di formazione per docenti, operatori educativi e di comunità e 2 momenti di scambio scolastico nei quali saranno coinvolti 40 studenti di tutte le scuole partner con i loro insegnanti per 2 settimane di studio a Sacile e Villarreal. Domani il Consiglio del Friuli Venezia Giulia presenterà a Roma la legge per riabilitare i fucilati di Cercivento, ovvero i 4 alpini
condannati alla morte per aver disobbedito a un ordine insensato e suicida. La nuova legge regionale volta alla riabilitazione storica attraverso la restituzione dell'onore dei soldati nati o caduti nel territorio dell'attuale regione Friuli-Venezia Giulia, appartenenti alle forze armate italiane condannati alla fucilazione dei tribunali militari di guerra nel corso della Prima Guerra Mondiale, verrà presentata dal Presidente del Consiglio del Friuli-Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, alla presenza dei senatori e deputati del Friuli-Venezia Giulia, dall'ex sindaco di Cercivento, attuale consigliere regionale Luca Boschetti, e dall'ex sottosegretario alla giustizia Franco Corleone nel corso di una conferenza stampa in programma. Attraverso questa legge si tenterà di ridare dignità a Silvio Gaetano Ortis, Giovanni Battista Coradazzi, Basilio Matiz e Angelo I Massaro, caduti 105 anni fa in Carnia nei pressi del passo di Monte Croce Carnico, e a altri 750 soldati uccisi dai plotoni di esecuzione. C'erano circa 900 persone questa mattina all'alba ad assistere al concerto del solstizio d'estate, tradizionale appuntamento al Faro Rosso di Lignano Sabbiadoro, che quest'anno è tornato in presenza. L'estate di Vivalvi ha dato il via alla performance dell'Accademia Archi Arrigoni di San Vito al Tagliamento. Il concerto al Faro Rosso di Lignano Sabbiadoro celebra l'esplosione dell'estate come da tradizione in occasione del solstizio il 21 giugno all'alba. Quest'anno ancora più suggestivo perché porta con sé tutta la bellezza del ritorno della musica eseguita dal vivo per il piacere del pubblico presente, 900 persone. Organizzato dall'Associazione Culturale Insieme per la Musica in collaborazione con il Comune di Lignano Sabbiadoro, dalla bacchetta del maestro Domenico Mason l'emozione è stata fortissima. In omaggio alla particolarità della giornata, il primo brano eseguito è stato L'estate di Vivaldi. Acceso dai colori dell'alba, a questo punto, che segna l'incontro tra l'acqua della laguna e quella del mare, è ormai da 6 anni la location delle performance dell'Accademia Archi Arrigoni di San Vito al Tagliamento, per una manifestazione voluta e ideata dall'assessore alla cultura Ada Iuri, che ha ottenuto sempre più successo. Le acque delle Ale a Trasaghis, dell'Isonzo a Gradisca e della Ostella nella Bassa Friulana sono state il banco di prova per la formazione di 16 nuovi vigili del fuoco soccorritori fluviali alluvionali, che adesso andranno a dare manforte ai colleghi dei comandi di Udine, Gorizia, Trieste e Pordenone. Uomo al guinzaglio, teleferica, calata del gommone dal ponte. Sono alcune delle manovre provate e riprovate dai vigili del fuoco che hanno partecipato in qualità di discenti al corso regionale SFA Soccorritori Fluviali Alluvionali, che si è svolto dal 7 al 18 giugno scorso. Il corso, che si è tenuto nel territorio del comando di Udine, ha avuto come base logistica e didattica la sede centrale del comando per quanto riguarda la parte teorica. Le prove pratiche in ambiente si sono svolte invece negli scenari naturali forniti dal canale Le Ale nel comune di Trasaghis, il ponte sul fiume Isonzo a Sagrado nel Goriziano e il fiume Stella nella Bassa Friulana, dove è stata approvata la discesa con il gommone da rafting. Gli istruttori, appartenenti ai comandi dei Vigili del Fuoco di Bergamo, Massa Carrara e Udine, si sono dichiarati pienamente soddisfatti per l'andamento generale del corso, in particolare dell'attenzione che tutti i discenti hanno mantenuto ai massimi livelli per tutta la durata del corso. Da oggi i Vigili del Fuoco del Friuli-Venezia Giulia possono contare su 16 nuovi soccorritori fluviali alluvionali ripartiti nei comandi di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste. Si deciderà in gara 5 la promozione in A2 per la Web Gesteco Cividale, che ieri sera ha sconfitto Fabriano per 73-69 in gara 4. Dopo le due sconfitte molto pesanti nel risultato, c'era da attendersi una risposta, ma che l'UEB Gesteco Cividale portasse a casa entrambe le gare casalinghe contro Fabriano, una delle corazzate di questo campionato, riuscendo ad allungare la serie gara 5, era tutt'altro che scontato. Decisivo il pubblico del Palagesteco, che ha risposto presente alla chiamata del presidente Mikalic per supportare la squadra, e così la squadra ha fatto il suo, vincendo gara 4 per 73-69 con un Battistini da 27 punti e Chiera e Rota, le due colonne di questa stagione, a 16 ciascuno. È stata una partita fantastica, queste due partite in casa abbiamo dimostrato che ci meritiamo questa finale, le prime due ci abbiamo battuto nettamente ma non abbiamo mollato di una virgola, adesso siamo a una partita della Serie A, sarà durissima, troveremo un clima infuocato, spero che sarà tutto a posto perché alla fine c'è un po' di scaramucce
ma questa è una finale. Io mi auguro che troveremo un clima sportivo per fare una gran partita, perché ormai siamo qua e ce ne manca una, ma comunque sia io ringrazio questo colpo di giallo che abbiamo avuto stasera, questa coreografia, questo pubblico, voi di Telefriuli siete stati fantastici, avete creduto in noi a inizio anno e credo che abbiamo ripagato tutti quanti, in primis noi stessi, tutti i nostri sforzi, regalando partite meravigliose che credo facciano bene a tutto il movimento, ma credo che chi va a casa stasera farà fatica a addormentarsi. Dopo le 2 partite che abbiamo fatto là, volevamo comunque far vedere ai nostri tifosi che la squadra c'era ancora, che era sul pezzo. Per fortuna ci siamo riusciti, siamo riusciti a fare comunque due buone partite e speriamo di essere sulla strada giusta. Cosa vi siete detti dopo, appunto, Fabriano, dopo quelle 2 gare, insomma, dove bene non era andata anche dal punto di vista del divario? Sicuramente eravamo un pochino, avevamo un po' di sconforto, però abbiamo provato comunque con la spinta dei tifosi e comunque il palazzetto speravamo di dare qualcosa in più. Quindi speriamo sembra che sia andata abbastanza bene, però la strada è ancora lunga. In occasione della giornata internazionale dello yoga che si celebra il 21 giugno dal 2014 in 193 nazioni del mondo, anche Udine si è attrezzata. Da questa mattina presto e fino a stasera c'è la possibilità di provare diverse forme di yoga per altrettanti eventi, tutti a ingresso libero ma con prenotazione obbligatoria. Mai come nel 2021, hanno precisato gli organizzatori, riteniamo necessario lo svolgimento in presenza dello Yoga Day a Udine, un momento che ciascuno dei partecipanti potrà dedicare a se stesso, praticando, respirando, ritagliandosi del tempo al di fuori del lavoro della propria abitazione. Lo Yoga Day a Udine è proposto dal 2018 dall'associazione Flor de Vida, che quest'anno ha voluto coinvolgere anche il centro Sadhyananda Yoga Udine ed alcune operatrici. Nel corso dell'intera giornata è possibile praticare yoga nel capoluogo friulano nel rispetto della normativa anti-Covid. Il 21 giugno ricorre il solstizio d'estate, nella mitologia indiana può essere considerato il giorno della nascita dello yoga. Tango protagonista al Teatro Ristori di Cividale con Noches de Buenos Aires. Per la mini stagione spettacoli 2021 promossa da Comune e Circuito ERT Ente Regionale Teatrale, il Teatro Adelaide Ristori di Cividale ha ospitato l'appuntamento conclusivo con il tango argentino. Noches de Buenos Aires, titolo della serata, è il nuovo spettacolo della Tango Rouge Company con coreografie di Neri Piliu e Janina Quinones e musica dal vivo della Tango Spleen Orchestra. A tenere banco una musica trasformista che esprime allo stesso tempo drammaticità e gioia e che, prima di immergersi nei lustrini del palcoscenico, ha attraversato la polvere delle strade, un tango che irrompe nei giochi dei bambini prima di stravolgere le dinamiche di seduzione degli adulti e che, pur popolando l'Olimpo delle arti, non abbandona mai l'universo del divertimento attraverso passione, drammaticità e benessere. Un racconto di crescita del tango nel tango e per il tango, insomma, quello di Noches de Buenos Aires. A fare da sfondo all'esibizione di 4 coppie di ballerini guidati da Janina e Valeria Quinones e Neri Luciano Piliu, una teatralità delicata, naturale e finalizzata alla costruzione di una narrazione con accompagnamento dal vivo della Tango Spleen Orchestra con Mario Speranza al pianoforte e voce, Francesco Bruno al bandoneon, Andrea Marras al violino ed Elena Luppi alla viola. Con la sua versatilità artistica, l'ensemble strumentale ha ottenuto prestigiosi successi internazionali ed in rassegne e teatri italiani. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata.